Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Un cordiale saluto gentili amici e amiche alla visione all'ascolto. Andiamo a vedere un po' quello che è accaduto nelle ultime ore in Friuli Venezia Giulia con questa edizione della sera. Sarà celebrata domani mattina in carcere a Udine l'udienza di convalida del fermo per l'omicidio a carico di Vincenzo Paglialonga, l'uomo di 40 anni accusato di aver ucciso la vicina di casa nella notte tra venerdì e sabato dopo essere evaso dagli arresti domiciliari. Entrambi abitavano in un condominio Ater a Udine in via San Rocco. 2 bottiglie incendiarie sono state lanciate contro la sede di alcune associazioni cittadine in via Valdaupa a Udine. L'atto vandalico e intimidatorio sarebbe avvenuto nella notte scorsa. La scoperta dei danni risale alla giornata odierna. Nello stabile hanno sede l'Associazione Giovanile di Promozione Sociale Get Up, il gruppo teatrale CCFT, l'Arci Gay Friuli, l'Arci Comitato Territoriale di Udine. Un anziano è stato trovato senza vita nella propria abitazione ad Aprina Marittima, nella Riviera Friulana, dove viveva con la moglie. Il fatto è accaduto nel primo pomeriggio di oggi. Sul posto gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. I vicini non vedevano da giorni 2 anziani e hanno allertato i soccorsi. La signora era a terra in camera da letto vicino al marito, mentre l'uomo si trovava sotto il letto senza vita. Andiamo a chiudere con i numeri del Covid. In Friuli Venezia Giulia su 1094 tamponi molecolari sono stati rilevati 31 nuovi contagi con una percentuale di positività del 2,83%, 676 test rapidi antigenici realizzati, 126 casi pari al 18,63%. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 8, i pazienti ospedalizzati in altri reparti 159. Nella giornata odierna si registrano 6 decessi. E con questa notizia chiudiamo qui questa edizione flash. Vi auguriamo la più cordiale buonanotte. Ulteriori news come sempre sul nostro sito friulitv.net. Mandi e alla prossima. C'è chi ti promette la luna, chi ti promette le stelle, chi farà un nuovo universo se sarà il caso. Noi non ti promettiamo, facciamo. Media Triveneto, il nuovo network del Nord-Est. Chiama senza impegno allo 0434 31 63 25, orario ufficio, da lunedì al venerdì. info@mediatriveneto.com.